Oggi ai Like BCC si trova al centro operativo della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Mestre per parlarvi di sicurezza informatica. Per chi si trova a casa e magari fa acquisti online, o piuttosto per chi si trova in vacanza e magari smarrisce la carta di credito. Qualche consiglio utile da chi se ne intende davvero. È importante che quando facciamo un acquisto online, quando facciamo un'attività di pagamento, prestiamo attenzione innanzitutto a chi stiamo pagando, quindi l'attendibilità del sito. Quindi se siamo su un e-commerce noto, conosciuto, possiamo stare più sicuri rispetto a un sito nuovo, quindi verificare tramite i motori di ricerca l'attendibilità di quel sito e attivare tutti i sistemi di controllo della banca. Quindi token, sms, tutto ciò che mi permette di garantire che non basta un numero di carta di credito per fare un pagamento, ma c'è quel quid pluris che mi dà una certezza che sono solo io a fare i pagamenti. La stessa attenzione va prestata quando andiamo a fare bonifici di qualsiasi tipo, sia che sia un rivenditore sia che sia un familiare. Dobbiamo verificare l'attendibilità del codice IBAN, perché ci sono tecniche informatiche che permettono a malintenzionati di mettersi in mezzo a una comunicazione e mandare delle mail molto simili a quelle originali con un'unica modifica che è l'IBAN. Quindi verificare se l'IBAN è stato cambiato o è diverso da quello che ho memorizzato, chiamare la persona e chiedergli: ma è questo il tuo IBAN o c'è qualche cosa di sbagliato? Così da verificare che non ci sia qualcosa che è andato storto. In quel caso immediatamente contattare la banca per bloccare la transazione e in caso la carta di credito, e poi fare denuncia presso qualsiasi ufficio di polizia. La tempestività è quella che permette anche a noi una maggiore riuscita investigativa, anche perché molto spesso abbiamo a che fare con un sistema internazionale, quindi non è detto che quelle coordinate IBAN portino a conti italiani, potrebbe portare a conti esteri, quindi bisogna attivare i collaterali di servizi esteri e quindi è necessario del tempo, e il tempo quando si hanno transazioni bancarie è molto limitato, solamente 1 o 2 giorni. Riflettere sui temi della sicurezza è un dovere etico, oltre che professionale, ed interessa tutto il credito cooperativo. Se ne è parlato in un convegno organizzato da Banca Patavina per soci e clienti. Un modo per informare e per fornire strumenti utili e correggere possibili comportamenti rischiosi. Rischiosi per noi, rischiosi per le nostre tasche, a casa, ma d'estate soprattutto in vacanza. Se un cliente deve andare all'estero, cosa consigliate di fare prima? È nostra premura avvisare il cliente che prima di qualsiasi viaggio, che sia in territorio nazionale o internazionale, di passare di qui per fare una verifica appunto dei canali, degli incassi e pagamenti che siano aperti, o di contattare appunto l'ufficio di competenza per avvisare che vanno in quel luogo, per evitare disguidi che ci chiamino che non sono riusciti a fare magari un pagamento, oppure anche un semplice prelievo banco. Consigliamo di tenere il numero di blocco carta nel posto più vicino a voi e più comodo possibile: portafoglio, cellulare, dentro la borsa, in qualsiasi posto lo abbiate comodo. Successivamente il PIN, mi raccomando, lontano dalla carta, in qualsiasi posto voi vogliate, basta che sia lontano dalla carta. O comunque, se si va via in coppia, di dare i numeri utili anche all'altro compagno, in modo di aver differenziato appunto questo rischio. Nel caso in cui vi accorgiate di non avere più con voi il bancomat e abbiate il sospetto che vi sia stato rubato, consigliamo vivamente di chiamare il numero verde per il blocco carta, di recarvi nella vostra filiale più comoda e di aprire la pratica di furto carta. Successivamente dovete anche fare denuncia ai carabinieri e adoperarvi con i vostri operatori per richiedere eventuali rimborsi nel caso in cui ci siano stati prelevamenti fraudolenti. Il cliente del credito cooperativo è tutelato in ogni operazione di furto e blocco del bancomat, in quanto il credito cooperativo sono tante famiglie che unite fanno una grande famiglia a supporto del cliente, che viene seguito in tutte le fasi di post furto e rimborso di eventuali prelievi non autorizzati.